Lunedì 16 novembre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Vedremo chi sono gli italiani che hanno successo in Francia, ce lo racconterà Dario Maltese, autore di un libro che si intitola appunto Les Italiens. E poi un faro sui nostri figli piegati sui cellulari, sono a rischio obesità, hanno altri malesseri vari, ma guarderemo anche quali sono le responsabilità di famiglie e della scuola. E poi non si fermano le iniziative e il lutto degli studenti catanesi per la povera Chiara, la studentessa morta sulle strisce davanti all'università, sulla circonvallazione. Innanzitutto però l'attualità: è spugnata la Fossa dei Leoni, si chiama così, 26 arresti a Catania, pusher, vedette e clienti venivano prefiltrati per evitare i controlli, c'era anche un codice segreto per ogni tipo di droga, un'organizzazione criminale veramente aggiornata. Base operativa di questi affari, una palazzina di Viale Grimaldi a Librino. Vediamo. 26 arresti in flagranza di reato, 67 kg di droga sequestrati insieme a 2 pistole, un fucile e decine di cartucce di vario calibro. L'operazione Fossa dei Leoni 2 ha consentito di espugnare un'autentica roccaforte di crack, cocaina e marijuana, con base operativa sul Viale Grimaldi a Librino. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel blitz effettuato a Catania, Palermo, Enna e Cosenza sono stati impegnati oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Catania con il supporto dei reparti specializzati coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Smantellata una fiorente piazza di spaccio a Librino, conosciuta appunto come Fossa dei Leoni per la sua struttura morfologica e storicamente riconducibile al Clan Cappello. Emblematiche le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marijuana ai numerosi acquirenti, oltre a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni con prefiltraggio dei clienti. Spacciatori e vedette si erano inventati un vero e proprio codice segreto per individuare gli stupefacenti: camicie per la cocaina, crackers per il crack e giubbotto per la marijuana. L'organizzazione, ben strutturata, si avvaleva di un sistema di protezione e prefiltraggi per arrivare sui luoghi dello spaccio, vere e proprie difese passive, con una palazzina protetta da un portone abusivo in ferro ed apribile soltanto dall'interno. Bene, adesso passiamo ad altro, parliamo di Regione. Disco verde alla manovrina cosiddetta da 650 milioni. Dopo giorni di contrapposizioni e schermaglie, l'ARS ha approvato la manovra finanziaria e fra i provvedimenti 50 milioni di euro andranno ad abbattere i rialzi dei mutui casa delle famiglie siciliane con ISEE entro i 50.000 euro. Vediamo. Doveva vedere la luce entro oggi e alla fine, contro ogni previsione, così è stato. Con 32 voti favorevoli e 24 contrari, l'ARS ha approvato la manovra finanziaria di assestamento dei conti della Regione. Si tratta di norme che muovono circa 600 milioni di euro. Il semaforo verde è arrivato al termine di una 2 giorni caratterizzata da forti contrapposizioni tra le opposizioni e la maggioranza, e non soltanto. Riscritto, ma soltanto in parte, il maxi emendamento che ieri era stato al centro delle polemiche per la lunga sfilza di microfinanziamenti che distribuivano contributi a pioggia a comuni e associazioni. Stralciata invece la contestata norma salva inelegibili che avrebbe salvato appunto 4 inquilini di Sala d'Ercole. Tra le norme approvate 50 milioni di euro che andranno ad abbattere i rialzi dei mutui delle case delle famiglie siciliane con ISEE entro i 50.000 euro annui. Sì anche ai fondi per la quarta rata dei trasferimenti agli enti locali, nonostante l'ANCI, l'associazione dei comuni, lamenti di non essere stata coinvolta e contesti il metodo che avvantaggerebbe pochi a danno di molti. Fra i finanziamenti approvati anche l'integrazione oraria dei lavoratori ASU e 70 milioni che consentiranno alla Regione di acquistare il totale controllo del fondo che gestisce gli immobili venduti da Palazzo d'Orleans nel 2007, riacquistando di fatto quanto era stato appunto venduto per ripianare i conti. Quasi 11 milioni di euro infine per il rinnovo del contratto dei regionali nelle more del nuovo accordo. Le prossime tappe a Palazzo dei Normanni riguarderanno la legge di stabilità 2024-2026 approvata recentemente dal governo Schifani e che verrà trasmessa agli uffici di presidenza alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima al massimo. Parliamo dei nostri figli, dei nostri ragazzi sempre più sovrappeso, con i cellulari in mano. Sono i giovani siciliani fotografati da un rapporto di Save the Children che analizza appunto i problemi legati all'uso intensivo di Internet.
Sempre più iperconnessi, con il telefono in mano e la testa china sullo schermo. Sempre più sovrappeso. È la fotografia che Save the Children scatta ai giovani siciliani nel report Tempi Digitali. Il 13,9% di ragazze e ragazzi siciliani di 11, 13 e 15 anni mostrano un uso problematico dei social media, il quinto dato più alto in Italia. Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l'età più critica è quella dei 13 anni. Tra le principali motivazioni dell'uso intensivo dei social media, secondo la 14ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, c'è quello di scappare da sentimenti negativi. Per quanto riguarda invece i videogiochi, in Sicilia il 23,5% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico, in linea con la media nazionale. Qui però sono i ragazzi ad essere più esposti e l'età di maggiore esposizione in questo caso si abbassa a 11 anni. Un uso intensivo di internet è associato anche a un maggior rischio di sovrappeso o obesità a causa dell'inattività. Navigare a lungo vuol dire stare molte ore seduti, per lo più fermi, e per le cattive abitudini alimentari legate all'iperconnessione. Non è un caso che in Italia sia in crescita il numero di ragazzi in sovrappeso, soprattutto al sud. In Sicilia il 26,7% degli adolescenti è in sovrappeso o obeso, oltre 1 su 4, percentuale superiore rispetto alla media nazionale. Sempre al sud è maggiore anche la percentuale di giovanissimi, già dai 6 anni fino ai 17, che usano il cellulare tutti i giorni. Torneremo su questo argomento alle 9:10, quindi state ancora con noi e ci sarà proprio uno dei responsabili di Save the Children. Adesso, Angelo, vogliamo vedere un po' i quotidiani? Lo facciamo subito, Michele, e partiamo proprio da questo dato, da quanto abbiamo appena finito di sentire nel servizio. Bambini, genitori, ragazzi schiavi degli smartphone, a rischio obesità e cyberbullismo. Ma l'altra faccia del loro disagio è l'allarmante incapacità delle madri e dei padri colpiti dalla sindrome dell'eterna giovinezza. Questo è quello che viene fuori per l'appunto da quanto abbiamo sentito e da quanto poi approfondisce il quotidiano La Sicilia. Altre notizie che troviamo sul quotidiano di Catania: Orizzonte Sicilia, il titolo: prova del 9 per la sfida green, istituzioni, sindacati, addetti ai lavori a confronto sulle rinnovabili, una spinta per accelerare le autorizzazioni, doppia lettura su termovalorizzatori e rifiuti, Salvini, il ponte è strategico, dice, per lo sviluppo, è intervenuto in un video collegamento. Poi ancora un allarme grave, quello che viene evidenziato sulla prima della Sicilia: agrumi a rischio per la lunga siccità. E poi c'è un report che l'Istat ci fornisce e che comunque è assolutamente negativo. Tragedie sulle strade, 226 morti nel 2022 a Catania, il triste primato, e quindi è un dato su cui riflettere. Altre notizie, l'abbiamo sentito prima: passa la manovrina da 650 milioni, sia le mancette, distinguo solo o dopo. E a proposito dello sciopero, ridotto a 4 ore lo stop dei trasporti, ma attenzione tra i sindacati. Questo è quello che viene fuori. Si parla anche stamattina sulla Sicilia di migranti, l'accordo in Albania che dovrebbe portare i migranti in Albania venga discusso in Parlamento. A Lampedusa si riempie nel frattempo l'hotspot, perché ieri, considerato il clima mite e le condizioni meteo marine buone, sono tornati gli sbarchi. Regione: sia la manovrina da 650 milioni sulle mancette, accordo, e poi ci sarà il distinguo, scrive stamattina la Sicilia. E a proposito della nostra regione, ieri si è discusso di come dovrebbe essere il futuro della Sicilia. L'isola dell'energia viva, ma troppe le lentezze frenano il piano regionale, ambizioni e buoni propositi per una svolta. Ha parlato anche Pagliaro del CNRR, un istituto ad hoc per aiutare comuni, famiglie e imprese verso questa transizione. Quello che aveva anticipato ieri al nostro telegiornale Pagliaro. Proprio così. E poi il dato che viene fuori stando all'Istat, 2022 davvero drammatico. In Sicilia si piangono 226 morti, Catania è la provincia con più sinistri mortali, 52, seguita poi da Palermo 50, Messina 30. Ce n'è stato un altro di incidente stradale, uno schianto frontale andando a scuola, il casco non salva la vita ad un 18enne di Paternò. Questa è davvero una vera
strage. Siamo su Catania con la cronaca, assalto alla stazione di servizio, ne abbiamo parlato nella giornata di ieri, azione paramilitare in via Don Minzoni, è stata bloccata la strada con 8 mezzi ed un escavatore, rubati poi praticamente il self-service dove vengono contenuti, diciamo, i soldi per il rifornimento, colpo da migliaia di euro. La polizia, allertata dal titolare dei residenti, ha trovato le vie d'accesso sbarrate. Questo è quello che è accaduto. E sempre ieri nello stesso quartiere a San Giovanni Galermo è stata praticamente un'operazione alto impatto con la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza e i vigili urbani, lotta allo spaccio di droga delle piazze di Via Ustica e via Capopassero. Sono stati diversi denunce e anche dei sequestri. A San Cristoforo sotto il giubbotto nascondevano mazze da baseball, sono stati denunciati dai carabinieri. Questo per la Sicilia di Catania. Adesso Palermo che apre proprio con il cyberbullismo, parla di piaga di cyberbullismo, ha colpito il 16,2% degli adolescenti siciliani e le prime vittime sono nelle scuole. Abbiamo visto purtroppo il caso del ragazzo che si è suicidato a Palermo. E poi su Lampedusa è l'emergenza, diciamo, sbarchi, il ritorno della rotta tunisina, 1700 sbarchi in pochissime ore. Il caso che viene raccontato da Repubblica, affido alla coppia gay, la giudice assicura niente discriminazioni. Questo è quanto scrive nella prima pagina stamattina Repubblica. E allora, visto Repubblica Palermo, visto che stiamo parlando di questo tema, parliamo di un'altra storia. Il racconto a chi spetta quel bambino abbandonato, la lacerante contesa tra due madri. 3 anni fa un neonato venne lasciato in un cassonetto a Ragusa dal padre naturale, fu salvato, affidato ad una coppia, ora la mamma lo rivuole e il giudice di Catania le dà ragione, i nuovi genitori resistono e raccolgono 23.000 firme. Questa è la storia di Fortunato, questo ragazzo, questo bambino. E ancora, adesso voltiamo pagina, ma restiamo su Repubblica Palermo perché sugli adolescenti siciliani a rischio il 16,2% è colpito da cyberbulli, a scuola le prime vittime, il report, come dicevamo, di Save the Children di attualità, dopo il suicidio del 13enne spiega come il 13,9% faccia un uso distorto dei social. Ma sempre sulle pagine interne di Repubblica stamattina si torna a parlare di sbarchi. Si è riaperta la rotta tunisina, un bimbo muore in mare, Lampedusa sotto pressione, oltre 1700 gli arrivi in un giorno, l'hotspot di nuovo sovraffollato, la tragedia di una donna nigeriana che ha perso il figlioletto tra le onde. Sono storie che si ripetono continuamente. E poi ieri ce ne siamo occupati nel nostro telegiornale, il barista con il mitra tra i 7 in manette del clan di Resultano, il seguito praticamente di un blitz avvenuto nel mese di luglio. Giuseppe D'Amore aveva in cassa uno Scorpion, un commerciante pestato per un debito. Altro titolo, altro giornale, siamo adesso sul Giornale di Sicilia, questa è la prima pagina che torna di nuovo ecco, a parlare dei regali. Ecco la manovra dei regali, qualche giorno fa parlava dei regali di Natale, ci torna, la valanga dei contributi a pioggia resiste agli sconti politici, ma ora è corso contro il tempo per riuscire a spendere entro l'anno i 18 milioni spartiti tra comuni e associazioni. L'ARS ha varato il documento finanziario, le opposizioni incassano i propri emendamenti, ma non votano l'atto finale e Fratelli d'Italia attacca i farisei, così dice, li definisce farisei. Poi ancora vecchie graduatorie per le assunzioni e l'effetto di una proroga approvata, e invece di bandire concorsi il governo dovrà attingere agli elenchi delle selezioni effettuate, diciamo, di recente. Ne abbiamo già parlato, mafia ed estorsione, 7 arresti e spunta pure una mitraglietta, il blitz contro la cosca di Resultano, che era un seguito di quanto avvenuto, abbiamo detto, nel mese di luglio. Bella quella foto. Questa è una foto importante, sì. Molto importante, l'ora del disgelo tra Biden e Xi, 4 ore di faccia a faccia fra quelli che sono i leader. Ce l'aspettavamo tutti, perché finalmente poi lui ha detto non vogliamo fare né guerre fredde né guerre calde. Esatto. Questo ci ha rassicurato.
L'incontro nei pressi di San Francisco, nella lussuosa dimora che ha ospitato la serie TV di Dynasty. Dopo un anno di gelo, la ripresa del dialogo sui temi economici, le questioni militari di Taiwan e anche Gaza. E poi siamo adesso alla Gazzetta del Sud, perché Gazzetta del Sud come sempre punta anche sulla città. Messina, niente acqua per 24 ore, scuole aperte, piano d'emergenza per ospedali, case di cure e ristoranti. Domani lavori alla condotta Fiumefreddo, ripercussioni sull'80% della città. Sarà una giornata certamente di grande disagio e di grande difficoltà. Sciopero ridotto a 4 ore, brutto clima, scrive in questo stamattina non c'è dubbio. la Gazzetta. E poi 50 ostaggi liberi per 3 giorni di tregua, questo è il punto di domanda. Sì. C'è il sì di Hamas, intanto c'è stato un blitz israeliano a Gaza, all'ospedale di Al-Shifa, ma si scoprono sempre nuove verità su quanto avviene. A proposito, pagine interne, Michele, c'è una notizia che in qualche modo ci riporta a parlare di caro bollette, perché ci sono le multe dell'antitrust. Pratiche aggressive sui costi di luce e gas, le società coinvolte rivendicano la correttezza e annunciano ricorsi, ma intanto presentano ricorsi. Però sono state multate dall'antitrust perché ha rilevato una condotta scorretta, diciamo da questo possiamo dirlo, bene, lasciatecelo dire. Diciamo che abbiamo la possibilità di leggere ancora un'ultima notizia e approfondiamo il tema della manovrina. Sì. Ars e i deputati si abbuffano di contributi, più di 20 milioni a comuni e associazioni. In provincia di Messina spiccano Gualtieri e si camminò 200.000 euro, Santa Lucia del Mela 270 e Unione Paesi d'Enebrodi 200. Insomma, questi sono i conti che vengono, sono le cifre stanziate per alcuni comuni, ma ce ne sono tanti che hanno soffrito di benefit, diciamo non così. Piccolissime queste cifre. Comunque, bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco i quotidiani nazionali con tutti i fatti del giorno. State con noi, buongiorno Sicilia. Di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, la parola ad Angelo Gagliano per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Allora eccoci con i quotidiani nazionali e cominciamo con La Repubblica, che ha un virgolettato forte stamattina come titolo: attacco alla democrazia, governo e sindacati. Intervista a Landini, il ministro e il garante hanno calpestato la Costituzione, ora la Premier ritiri la precettazione, Salvini provoca, solo lavorando sul diritto di sciopero, ma Palazzo Chigi lo smentisce, lo stop dei trasporti ridotto a 4 ore. Da Meloni un invito a sorpresa per la Schlein, per andare alla festa di Fratelli d'Italia. Insomma, in qualche modo però è un modo per accentrare, no? questo dualismo, sì, delle due leader. Esattamente. Vediamo se lei andrà, se la Schlein andrà. E poi ancora il vertice a San Francisco, la mano tesa di Xia Biden, il mondo è grande per entrambi, quindi c'è spazio per tutti. Meno male. E meno male che è così. E poi ancora, vedete, si continua a parlare di quanto accade, ostaggi e stallo sui negoziati, distrutto il Parlamento di Hamas, i migranti, patto con l'Albania, accordo fuori dal diritto dell'Unione Europea. C'è un'intervista con il commissario Johansson che parla, e forse servirebbe una rimodulazione, ci sono già le prime indicazioni per quello che potrebbe essere il nuovo accordo. Visto che ci siamo sulle prime pagine, andiamo sul Corriere della Sera, che ha un'apertura proprio su quanto accade in Medio Oriente. Raid nell'ospedale di Gaza, le trattative che viene in questo momento su cui si discute, 50 ostaggi per 3 giorni di tregua. C'è una lite intanto tra Tajani e Conte su Israele. I missili nelle corsie è un covo di terroristi, l'avviso dell'Iran ad Hamas: non entriamo in guerra. Male, e anche questo, diciamo, è un segnale che il conflitto quantomeno non si allarga, non si dovrebbe allargare. Poi sopra vediamo in alto la Procura di Torino, che continua però a indagare, perché non è finita la vicenda delle scommesse, no? C'è adesso un altro indagato che è
Florenzi, e quindi un altro diciamo, grosso nome coinvolto in questa vicenda. Vedremo quali saranno i risvolti, ovviamente cercheremo di capire. La cronaca, abbiamo già detto, l'abbiamo già visto, i fatti internazionali con Biden e Xi, l'incontro, la rivalità non sia un conflitto, i due si sono stretti la mano, e invece la cronaca italiana ci porta alla vicenda dei ragazzi spariti. A Giulia, dicevo, non ti vuole bene, ti vuole per sé, e a parlare è la sorella della ragazza. Pare che lui non volesse che lei si laureasse. Tra altre cose era previsto, credo, per oggi diciamo, la laurea della giovanissima, la 22enne, se non ricordo male. Poi i trasporti, sciopero dimezzato, Salvini ha vinto il buon senso, dice Salvini, e poi lasciamo la prima pagina del Corriere, siamo sulla Stampa, che ha un'apertura sul salario minimo di Meloni. Calderone dice serve realismo, c'è un'intervista alla ministra, cambiamo le pensioni dei medici, arriva l'equa remunerazione. Infatti i medici hanno fatto 24 ore di sciopero, intanto hanno proclamato. E poi ancora Hamas a Netanyahu, senza tregua, nessun accordo sugli ostaggi. Intanto il disgelo anche qui tra Biden e Xi, questa stretta di mano che è importante e significativa. Tomba, parla Tomba, dice Sinner è come me, a parlare l'ex campione di sci, fenomenologia del panattismo in TV. Si viene a ricreare praticamente l'entusiasmo che creò Panatta con le sue imprese. La Sinnermania. E ora c'è la Sinnermania, ma stiamo andando indietro di tantissimi anni per quanto riguarda Tomba, Panatta, sì, Panatta. E anche Tomba, anche Tomba non è recentissimo. Tomba la bomba, sì. Esattamente. Poi il lavoro che uccide, questa è un'altra brutta vicenda, errore di un collega, Anila stritolata così, e adesso il collega è indagato per omicidio, errore umano, quello che viene ipotizzato. E la vicenda anche qui della coppia scomparsa. Eccola, sì. Filippo non voleva che Giulia si laureasse, questo è il commento, l'idea che ha la sorella di Giulia. Avvenire, le armi si fermino, costruiamo la pace, l'appello e la preghiera dei vescovi italiani per il cessate il fuoco e la riconciliazione nei diversi teatri di guerra nel mondo, quindi non soltanto in Medio Oriente. Anche su Avvenire c'è il vertice tra Biden e Xi, Italia a scartamento ridotto. Poi si legge, la Commissione prepara la lettera di contestazione per la mancata riforma delle balneari, quindi sta arrivando praticamente una letterina dall'Europa al nostro governo. E ancora nei trasporti, CGIL e UIL dimezzano lo sciopero, previsione dell'Unione Europea al ribasso per la crescita 0,7 nel 2023. Lasciamo anche Avvenire, adesso leggiamo il Messaggero, salari bassi, si muove il governo, blitz della maggioranza, via libera all'equa retribuzione dove mancano i contratti collettivi. Partito Democratico. Cioè invece di fare il salario minimo loro la chiameranno equa retribuzione. Equa retribuzione. E insorgono, protestano sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle sui balneari, lettera di infrazione di Bruxelles, in aula il trattato sul MES, però bisognerà vedere come andrà. Che finora la nostra Premier non ha mai voluto firmare. Assolutamente. CGIL, UIL, domani lo sciopero durerà 4 ore ma i medici sciopereranno 3 giorni. Dicevamo proprio questo. E poi ancora tregua in cambio di 50 rapiti, a Gaza la trattativa è in stallo, è in stallo, ecco. Non si va avanti. Biden e Xi, possiamo lavorare insieme, stretta di mano, San Francisco e cinese, non voltiamoci le spalle. Insomma, un'apertura direi significativa. Poi bisognerà vedere la prima notizia positiva sul piano sarà concreta, poi no, queste buone intenzioni. Attenzione a quanto scrive il Fatto Quotidiano, che ha sempre dei titoli particolari. Si comprano il Parlamento con 100 milioni di marchette, così Meloni e C sperano di evitare emendamenti e
ostruzionismo. Col manuale Cencelli il fondo per gli eletti viene spartito in base ai voti presi per blindare la manovra, 60 milioni alla maggioranza, 40 ai partiti di opposizione. E la lettura fatta dal Fatto Quotidiano. Poi ancora sulla guerra in Medio Oriente, tank e spari nell'ospedale, l'Iran sta fuori dalla guerra. E ancora, adesso il Giornale, chiave di lettura certamente diversa, la resa di Landini, c'è la retromarcia, scrive i sindacati evocano lo squadrismo ma cedono alle richieste di Salvini, dimezzato lo sciopero di domani. Poi ancora, arriva la norma anti-scippatrici, detenzione anche se incinte. In Consiglio dei Ministri c'è un nuovo pacchetto sicurezza che prevede diverse norme, diverse novità che possiamo anche andare a vedere perché ne scrivono e ne parlano diversi quotidiani stamattina su questa nuova norma, perché in qualche modo si vuole dare una mano a chi si trova in difficoltà per questi scippi. Stretta sulle occupazioni e condanne più pesanti per chi truffa anche gli anziani. Le modifiche al codice penale oggi in Consiglio dei Ministri. Multe severe per chi viola i posti di blocco, fino a 7 anni per chi si impossessa di un immobile, 8 per i capi delle rivolte in cella. Quindi c'è un pacchetto che va a modificare il nostro codice penale. Torniamo allora alle prime pagine, che sono tante, come potete vedere questa mattina. Adesso andiamo a leggere l'Unità, che ha chiaramente un'interpretazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima sul Giornale. Governo squadrista, l'ira del capo della UIL, la mobilitazione generale di domani ridotta a 4 ore, a parlare il segretario della UIL. Sì, proprio Bombardieri. C'è uno spiraglio per gli ostaggi e siamo invece al conflitto in Medio Oriente. E poi un vaffa pare da parte del governo alle vittime di Cutro perché non ci saranno risarcimenti. Questo è quello che scrive l'Unità. La Verità: Landini sciopera per il lavoro, il suo, così scrive La Verità, domani la protesta voluta da CGIL e UIL. Questo è Belpietro che non perdona. Però i giornali, vedi, hanno idee, esprimono concetti, uno diverso dall'altro sullo stesso tema. Serve un po' di lettura critica anche quando ci si accosta. Libertà di opinione, esatto. Ci mancherebbe. Il capo del sindacato si mette a cuccia e dimezza a 4 ore l'agitazione in seguito al parere del garante e alla precettazione, ma le rivendicazioni sono pretesti. Dietro c'è la battaglia per comandare sulle macerie del Partito Democratico post-Schlein. Hai capito? Quindi loro sono già al post-Schlein. Sono già proiettati avanti. Andiamo adesso invece a Libero. Vittoria di Salvini, la tragedia di Landini, gli tocca lavorare, scrive anche. Per 4 ore, non tutto il giorno. CGIL e UIL in ritirata dopo la precettazione, sciopero ridotto a 4 ore, il PD in crisi di nervi, lavoratori calpestati, tonfo di olio di ricino, tanfo, odore forte di olio di ricino, comunque insomma scrivono toni forti, toni forti stamattina sui quotidiani. Leggiamo anche il Manifesto, perché vedi cosa scrive il Manifesto, fotonotizia, il Covo e il quartiere generale di Hamas. L'esercito israeliano invade l'ospedale Shifa, spara nei reparti e resuma anche i cadaveri dalle fosse comuni, raduna gli uomini e li arresta. Un raid aereo distrugge il Parlamento di Gaza, abbandonato da anni. Quella foto fa impressione con quei neonazi. Tutti i bambini, davvero brutta, evidenzia come effettivamente nel Covo ci sono poi piccole vittime incolpevoli. CGIL e UIL, la destra attacca lo sciopero, scrive il Manifesto, e siamo in chiusura con il Tempo. Sì. Piazza di Consolazione, il titolo è protesta disinnescata. Niente sciopero generale, CGIL e UIL si allineano alla precettazione di Salvini, manifestazione dei sindacati. Venerdì a Roma si accodono al Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e anche alla sinistra. Il segretario della CISL sbarra, sbagliata l'astensione totale, crea disagi agli. Infatti la CISL non partecipa domani allo sciopero, ma ha una manifestazione nazionale la settimana prossima, la settimana dopo ancora. E poi, pur di attaccare Meloni sui migranti, il PD loda i giudici inglesi contro Sunak.
Quack, e vedi qua. E qua che gli dice, e dai che mo avevamo pure la registratura inglese, sai, capito? Stamattina, insomma, frecciatina per chiudere la nostra rassegna stampa. Va bene, ci fermiamo qui con la rassegna stampa, vediamo il tempo che fa con i nostri esperti e poi dopo parleremo di Les Italiens, gli italiani che hanno successo in Francia. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di giovedì nel complesso buona sulla nostra penisola, con tempo ancora per lo più stabile ed assolato, ma l'area tirrenica risentirà di aria un pochino più umida proveniente da ovest e dunque qui sul territorio si formeranno addensamenti anche compatti ma senza effetti significativi. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Ebbene, pressione atmosferica ancora relativamente alta, a garanzia di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno, soffierà ancora un po' di vento dai quadranti settentrionali, le temperature massime oltre le medie della stagione nelle diverse località saranno ancora prossime ai 22-24 gradi. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà venerdì. Ebbene, una giornata nella quale una nuova perturbazione attraverserà le regioni centro-meridionali e dunque riuscirà a lambire anche parte dell'isola. Sarà essenzialmente il versante tirrenico con un incremento, un ispessimento delle nubi, anche locali precipitazioni nella seconda parte del giorno nell'area attorno allo stretto. Le temperature non avranno variazioni significative. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito come sempre sulla nostra gratuita Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Eccoci in studio con noi Dario Maltese, un collega del TG5, conduttore del telegiornale, esperto di esteri. Ha appena pubblicato per Rizzoli questo bel libro che si chiama Les Italiens, storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia. Questa è la copertina, è un affresco che nasce dall'incontro con 13 personalità molto diverse tra loro, ma un viaggio nella vita di uomini e donne che si sono come dire, dati da fare, hanno avuto successo nell'industria, la cultura, la moda, la letteratura, la scienza, il cinema, l'arte, il cibo. Tra poco ne vedremo alcuni di loro, ma prima di tutto, benvenuto Dario. Grazie, ciao Michele, buongiorno a tutti i telespettatori di Buongiorno Sicilia. Volevo chiederti questo, il comincio del libro è molto chiaro, dice i francesi ci amano, può sembrare difficile da credere, eppure così nutrono verso l'Italia e il suo popolo un sentimento di ammirazione, quasi di affetto, e noi non sembrerebbe tanto, ma non soltanto per una questione diciamo di caratteri diversi, ma anche per ragioni politiche. Ultimamente per esempio la questione dei migranti, noi avevamo il problema del pieno nella zona di Lampedusa e così via, e loro hanno messo i soldati a chiudere al confine. Sì, diciamo questo libro non entra moltissimo nella politica e non vuole essere neanche un trattato di sociologia, sono semplicemente 13 storie, 13 mini biografie come amo dire io. Sicuramente nel corso degli anni, anche recenti, fra Italia e Francia ci sono state anche delle crisi politiche, delle crisi diplomatiche. Anche I Gilets jaunes, ai tempi infatti, dei 5 Stelle. Esattamente, esattamente. Però, insomma, però ricordiamo anche che fra qualche giorno, il 26, sarà il terzo anniversario della firma del Trattato del Quirinale, che è stato firmato appunto quando c'era il nostro quando era Presidente del Consiglio Draghi, Mattarella, Macron, ed è un trattato molto importante che, come dire, sancisce la collaborazione e l'amicizia fra questi due paesi, perché sono due paesi che entrambi guadagnerebbero molto di più dall'essere amici piuttosto che da litigare. Ma poi ormai insomma, siamo in clima europeo. Esatto, siamo tutti, come dire, siamo tutti europei, siamo tutti nella stessa, come dire, nello stesso continente. Allora, parliamo di alcuni personaggi che sono molto noti e poi parleremo di alcuni invece che hanno avuto grande successo anche loro, ma sono forse meno conosciuti. Carla Bruni. Allora, Carla Bruni è proprio la star di questo libro perché lei è andata in Francia, è l'unica che è andata in Francia per ragioni personali, quando aveva appena 7 anni, perché viveva a Torino con la sua famiglia, una famiglia molto benestante, molto in vista, erano gli anni di piombo, c'era la paura dei rapimenti e allora il padre decise di portare tutta la famiglia in Francia. Lei è legatissima all'Italia, anche se mi ha raccontato, dice purtroppo gli italiani pensano che io ormai sia diventata francese
francese, perché dice, avendo sposato un francese, tra l'altro non un francese a caso, perché ha sposato il Presidente della Repubblica quando era in carica, quindi è la prima italiana nella storia a diventare Premier Dame, la Premier Dame, presidente con il quale ha fatto anche una figlia, Giulia, e con lei è stato un incontro molto bello, abbiamo passato del tempo insieme a casa sua, a Parigi, mi ha raccontato delle cose molto personali, il fatto di aver scoperto il suo vero padre quando aveva 28 anni, mi ha raccontato il dolore per la perdita di un fratello morto di AIDS, mi ha raccontato il rapporto molto allegro che ha con questa sorella, Valeria Bruni Tedeschi, che è un'attrice famosissima, sì, come no, anche in Italia, e poi questa madre è la signora Marisa, che adesso ha 94 anni e che, come dire, è una signora molto, molto allegra, molto simpatica, che riempie la vita di queste figlie. È una personalità molto interessante, Carla Bruni, che tra l'altro la sua immagine esterna corrisponde poco a quello che lei ha, perché ha questa immagine un po' troppo distaccata, e invece è una persona molto calorosa, molto accogliente, e poi, come dico sempre io, ha la capacità di far sentire l'interlocutore la persona più importante del mondo in quel momento. Che bello. Senti, Eleonora Bagnato, che noi conosciamo bene per essere una grande ballerina. Siamo tutti siciliani, poi Eleonora, io, tu, Eleonora, quindi insomma giochiamo tutti in casa. Anche Angelo. Anche Angelo, ovviamente, certo. Beh, Eleonora è proprio il simbolo della disciplina. Tu immaginati che a 12-13 anni, sradicata dalla sua Palermo, dalla sua Sicilia, dalla sua famiglia, va in un paese straniero, in un tempio della danza come l'Opéra di Parigi, e poi ricordiamoci che la danza è un settore difficilissimo, dove serve una disciplina pazzesca e dove all'epoca i maestri erano ancora molto più rigidi rispetto ad adesso, e quindi Eleonora è il simbolo della disciplina, di chi resiste per arrivare all'obiettivo. E in Francia, credimi, è davvero una star, perché se tu dici l'Étoile dell'Opéra, tutti si inchinano e ti mettono i tappeti rossi, veramente è un grandissimo orgoglio italiano e siciliano, lo diciamo anche per i nostri telespettatori siciliani. Esatto. Senti, e Giuliano Empoli? Giuliano Empoli è un intellettuale, uno scrittore, che il suo libro, devi pensare Michele, Il mago del Cremlino, in Francia è stato il libro più venduto l'anno scorso, 500.000 di copie. Caspiterina, e 500.000. E pensa che lui l'ha scritto prima in francese, è stato tradotto in 30 paesi, però la prima versione lui l'ha scritta in francese, e poi ne ha scritto un'altra versione in italiano, sempre lui stesso. Ha vinto un premio prestigiosissimo, quello dell'Académie Française, e in Francia quando vinci questi premi ti mettono la targhetta vincitore del premio, così significa che 200.000-300.000 copie sono già garantite. Insomma. Senti, parliamo di quelli un po' meno noti. Sì, che dai. scegli tu? Vediamo. Allora, scelgo innanzitutto Claudia Ferrazzi, che è la consigliera culturale di Macron per 3 anni. Però. Lei è una ragazza bergamasca molto simpatica, che è stata, prima di essere la consigliera culturale di Macron, è stata anche il numero 2 del Museo Louvre, il museo più visitato al mondo. E lei mi ha raccontato una cosa meravigliosa, perché lei era amica di Macron, si conoscevano da quando lui era ministro dell'economia. Macron la convoca per un caffè e gli racconta questo progetto di candidarsi alle elezioni, e lei mi dice: io ci ho messo 10 minuti a realizzare che lui si riferisse alle elezioni presidenziali, perché mi sembrava una cosa talmente enorme. Dice, e mai avrei potuto immaginare che da quel caffè a un anno dopo io sarei stata all'Eliseo in un ruolo così importante. Pazzesca. Lei è un'italiana quindi che ruolo ha esattamente? Consigliera culturale del Presidente della Repubblica. Un ruolo importantissimo che lei dopo 3 anni però ha lasciato per sua scelta, e racconta anche un aneddoto bellissimo, perché ha lasciato per motivi familiari, è andato da Macron e ha detto guarda, io penso di aver dato tutto, quindi vorrei cambiare, fare altro, ma chiaramente una scusa diplomatica. Lui dopo 10 secondi la ferma e dice: ok Claudia, dimmi qual è il vero motivo. Lei racconta il vero motivo, che era un motivo personale. Allora lui a quel punto fa un passo indietro, e questo ti dimostra innanzitutto la velocità e l'intelligenza sopra la norma di Macron, che è una persona velocissima. Questo me l'hanno detto tutti. E poi Claudia racconta anche una cosa molto interessante: la capacità delle donne, dice, di immaginarsi sostituibili, perché lei, l'unica cosa che gli ha chiesto Macron è: fai in modo che io non mi accorga della tua uscita di scena. Lei è stata bravissima, perché ha scelto la sostituta, e ci ha visto molto bene, perché la sua sostituta è diventato poi l'attuale ministra dell'istruzione francese, e ha fatto questa exit strategy in maniera perfetta. Dice: perché io mi sono immaginata sostituibile, e quindi, come dire, ho scelto la persona migliore che potesse prendere il mio posto. Che belle vicende. Ancora un altro personaggio, abbiamo ancora tempo. Allora, Vittoria, ti dico quelli meno conosciuti,
perché poi lì abbiamo ovviamente le grandi star, Monica Bellucci, che è come dire, forse l'italiana più famosa in Francia. Abbiamo 3 amministratori delegati che sono un grandissimo orgoglio. Luca De Meo, amministratore delegato di Renault. Tu immaginati il simbolo dell'industria francese guidato da un italiano. Francesca Bellettini, l'amministratore delegato di Saint Laurent, inserito dal Financial Times nelle 25 donne più influenti al mondo. Caspita. E Pietro Beccari, amministratore delegato di Louis Vuitton, quindi scelto da Bernard Arnault, l'uomo più ricco di Francia, alla guida della sua azienda più importante. Quindi sono dei talenti eccezionali che raccontano appunto questa loro scalata. E poi figure magari meno conosciute come quella di Vittoria Colizza, che è una scienziata romana che è stata il referente del governo francese durante la pandemia, cioè lei durante la pandemia andava in TV insieme al ministro della salute francese a dire fate questo, fate quell'altro, state attenti, mettete la mascherina e come dire, immaginati se la stessa cosa fosse successa in Italia. Lasciamo perdere. L'ultima domanda è come tu frequenti molto Parigi, la Francia per lavoro, per il telegiornale, che differenze ci sono fra le nostre grandi città, le nostre città come il Sud? La differenza principale è che in Francia è tutto molto centralizzato intorno a Parigi, che è una città cosmopolita, multietnica, con tantissime nazionalità, tantissime etnie, ed è una città che ti offre veramente tutto. In Italia invece noi abbiamo Roma, la capitale, ma abbiamo tante altre belle città dove, come dire, si sente molto la vita. Quindi noi oggi siamo a Catania, ma c'è Napoli, c'è Palermo, c'è Bologna, c'è Torino, ci sono tante città molto vive e questa frattura con il centro, con Roma, non si percepisce moltissimo. In Francia invece sì, c'è Parigi e poi ci sono delle belle città di provincia, però che non sono come le nostre. Che sono più di provincia. Esatto, è vero. Tu lo sai molto bene che hai un pezzo di cuore in Francia. No? Grazie Dario Maltese, grazie a voi. Les Italiens, editore Rizzoli, storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia. Complimenti e grazie. Grazie a voi. Facciamo una breve pausa e poi ancora altre storie e altri personaggi. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia parliamo di tempi digitali e sappiamo benissimo noi qui in Sicilia che cosa vuol dire questo, perché siamo stati recentemente colpiti dalla tragedia di questo ragazzino di 13 anni bullizzato sui social e a scuola a Palermo, che si è tolto la vita. Diamo il benvenuto a Alessio Fasulo, che è il referente regionale per i programmi in Sicilia di Save the Children, che ieri ha presentato un rapporto importantissimo perché ci aggiorna proprio sulla situazione a proposito di digitale e l'uso di tablet, smartphone, eccetera, eccetera. Cominciamo proprio da questo. In Italia voi avete rilevato il 78%, Angelo, il 78% dei bambini fra gli 11 e i 13 anni utilizzano internet tutti i giorni, praticamente sempre tutti. Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, la 14ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children quest'anno ha come focus proprio il digitale, il mondo digitale e ovviamente rispetto a quelli che sono i bambini, le bambine e gli adolescenti nel nostro paese. Un dato importante è quello che lei citava, quindi la sovraesposizione di bambine e bambini adolescenti alla tecnologia, che da una parte è sicuramente una risorsa, dall'altra parte per essere tale necessita di essere prima di tutto universale, quindi a disposizione di tutti, e dopo che sia in qualche modo regolata da regole certe che valgano appunto per tutti. Aggravo il dato che ho appena dato, 78% fra gli 11 e i 13 anni, ma attenzione, fra i 6 e i 10 anni usano lo smartphone il 43% dei bambini nel sud e nelle isole, quindi in Sicilia, tutti i giorni, è così? Sì, è così e dipende anche, ed è una onda lunga rispetto a quello che è stato il periodo pandemico post-Covid-19. Infatti se noi analizziamo il dato nel biennio 2018-2019 rispetto al biennio 2021-2022 vediamo che il passaggio è veramente importante, perché si passa da una percentuale del 28,3% ad una percentuale del 42,8%, quindi inevitabilmente una onda lunga rispetto a quello che è stato il periodo pandemico
l'utilizzo dei dispositivi in quel periodo continua ad essere. Adesso vedremo insieme come dire, che difficoltà e che problemi comporta tutto questo, però prima ci sono alcune altre cose interessanti di cui vorrei parlare velocemente con lei. Cioè, poi alla fine noi abbiamo una scarsa competenza di cose di digitale, cioè i giovanissimi con scarsa o nessuna competenza di digitale fra i 16 e i 19 anni sono il 42%, mentre la media europea, che non ne sa niente di internet, eccetera, eccetera, è il 31%. Quasi la metà non sa nulla di digitale, pur essendo uno che la usa tutti i giorni. Com'è possibile? E aggiungo che il dato è ancora più paradossale rispetto al sud del nostro paese, dove peggiora la percentuale di ragazzi e ragazze che hanno una scarsa competenza digitale o alcuna competenza digitale sale al 52%, quindi oltre un ragazzo su due. E questo è un po' quello che emerge dal nostro report, cioè da una parte una sovraesposizione di ragazzi e ragazze alla tecnologia, a internet, dall'altra parte una scarsissima competenza digitale rispetto... Ma cosa vuol dire scarsa competenza digitale? Che vuol dire? Nemmeno io so... Cioè se apro il cellulare impazzisco. Avere gli strumenti per utilizzare in maniera positiva gli strumenti digitali, devices, ma anche la rete. Infatti è importantissimo che la rete in questo momento, così come pensata, non è adatta alla fruizione di bambine, bambini e adolescenti, perché non costituisce un luogo sicuro. E allora è necessario intervenire rispetto all'ambito digitale e agli strumenti digitali per renderli sicuri anche per bambini e adolescenti. In questo senso già l'Unione Europea sta lavorando con l'adozione di un regolamento che renda in qualche modo più tutelante la questione per i ragazzi. Anche in Italia ci sono delle norme che stanno andando verso in questo senso. Bisogna fare più, bisogna investire in termini di risorse, bisogna investire in termini economici. È chiaro che è uno sforzo ulteriore che deve essere fatto. È anche vero che la sicurezza e la tutela di bambini e adolescenti non può passare in secondo piano rispetto per esempio all'home banking piuttosto che ad altre questioni. E ci arriviamo adesso, perché arriviamo a toccare il tema di noi genitori e della scuola. Allora, intanto un altro dato: la metà dei ragazzi intervistati da voi fra gli 11 e i 19 anni passa più di 5 ore davanti allo schermo, ma se non hanno questa cultura digitale cosa fanno? Beh, lo sappiamo, scrollano, loro soprattutto fanno ruotare tutti i social e si vanno guardando e poi uno gli dice: ma tu sei informato? Dice: come no, sono informatissimo, so tutto. Sanno solo però le cose che passano da lì. Non ho finito. I ragazzi e le ragazze 11, 13 e 15 anni hanno un uso problematico dei social e sono il 13,5%, e sono soprattutto a soffrire le ragazze, e l'età critica è proprio quella dei 13 anni. Ne abbiamo parlato anche ieri per un po' nel nostro telegiornale. Qui cominciano a venire fuori i problemi, cioè l'uso problematico, come dite voi, uso problematico vuol dire che in realtà hanno sentimenti negativi, è vero? Sì, infatti questo è un dato su cui bisogna necessariamente fermarsi, riflettere per valutare un po' la strategia di intervento, perché come giustamente diceva lei, fra ragazzi e ragazze di 11, 13 e 15 anni la Sicilia ha il quinto posto su scala nazionale rispetto ai ragazzi appunto che mostrano un uso problematico del social con circa il 13,9%, ma il dato che deve ancora maggiormente far riflettere è il dato che riguarda i ragazzi e le ragazze siciliane che sono state vittime di almeno un episodio di cyberbullismo. In questo caso, ahimè, la Sicilia è al primo posto insieme alla Campania con una percentuale del 16,2% delle Sicilia e Campania, dei ragazzi e delle ragazze fra 11 e 13 anni. Quindi, caspita, ecco spiegato anche poi il suicidio purtroppo del giovane tredicenne di qualche giorno fa a Palermo. E questo è un problema enorme, perché dipende anche molto dagli ambienti in cui questo si determina, e in particolare le famiglie che però, ora io non lo dico per assolverci o autoassolverci, ma le famiglie ormai sono quelle che sono. Ma è nella scuola soprattutto che nasce il bullismo, prima in classe e poi nei social, è così?
Sì, come dicevamo prima, la Sicilia ha la percentuale insieme alla Campania più alta di ragazzi e ragazze tra 11 e 13 anni che ha subito almeno un episodio di bullismo e di cyberbullismo, e questo comporta anche il fatto che è presente una percentuale di ragazzi e ragazze che opera atti di bullismo. È una questione importante da attenzionare, serve la competenza digitale, come dicevamo prima, serve un uso corretto del digitale. Per far questo e per raggiungere questo bisogna, come abbiamo detto, investire in termini di risorse, in termini di educazione, in termini di competenze, perché la competenza poi porta con sé un uso più corretto del dispositivo o dello strumento digitale. Bisogna appunto investire anche in campagne di promozione delle competenze digitali nelle scuole ma anche al di fuori, e poi è tutta la comunità educante, quindi la scuola, i genitori e tutte le agenzie educative che incontrano i ragazzi a dover dare il proprio contributo, ognuno per le proprie Allora, sorvoliamo competenze. su un altro problema, il rischio dell'obesità, perché anche di questo voi parlate naturalmente, perché è ovvio che se uno sta lì le ore tutta la giornata sul cellulare, non fa sport, non fa attività, il rischio purtroppo c'è. Ma c'è questo dato che viene messo in evidenza dal quotidiano La Sicilia. possiamo vedere in prima pagina. Vediamo se la regia è favorevole. Genitori, Eccolo qua. bambini, eccolo qui, i ragazzi, a parte essere schiavi, ma l'altra faccia del loro disagio è l'allarmante incapacità educativa delle madri e dei padri che sono colpiti dalla sindrome dell'eterna giovinezza. Sì, che cosa vuol dire? Io provo a interpretare, vediamo se lei è d'accordo. Che siamo amici, non siamo più papà e mamma, sì, no, questo non lo puoi fare, siamo amici, no? Come sta Giuseppe, ma poi sei uscito con Rita, ancora non state insieme, cioè vogliamo che i nostri figli ci percepiscano come amici, ai quali poi non diciamo mai un no, e però dai quali ci aspettiamo tutto. È successo nella scuola, è successo nello sport, nel nuoto, nella musica, nel piano, qualunque cosa. Quindi questi ragazzi alla fine vivono grandissime frustrazioni. Sbaglio? Senza voler entrare nello specifico dell'educazione di ogni ragazzo o ragazza, è chiaro che la figura genitoriale, ma la figura dell'adulto di riferimento è di fondamentale importanza nell'educazione del ragazzo. Non è da solo, perché appunto, come dicevo prima e anticipavo, quello che dovrebbe essere promosso è una comunità educante, quindi ognuno, la famiglia, la scuola e tutte appunto le agenzie educative che stanno sul territorio dovrebbero parlarsi fra di loro, dovrebbero coordinarsi fra di loro per poter appunto assicurare un'educazione strutturata ai ragazzi e alle ragazze in ogni ambito, non solo sul digitale ma in generale il tutto. E qui sta la scommessa, cioè riuscire a creare intorno ai ragazzi e alle ragazze degli adolescenti una rete, una comunità che possa seguirli nel loro sviluppo, nella loro crescita, e che possa parli fra di loro, si parli appunto all'interno di questa rete, e nel caso in cui c'è da intervenire farlo in maniera strutturata e coordinata fra tutti. Chiaramente la famiglia ha un ruolo di fondamentale importanza, così come la scuola ha un ruolo di fondamentale importanza. L'insieme, insieme appunto alla presenza di altre realtà, potrebbe agevolare questo tipo di... Sono sollecitazioni estremamente importanti. Grazie a Alessio Fasulo, che è il referente regionale di Save the Children in Sicilia. Abbiamo visto qual è la realtà di questi nostri tempi digitali, dei problemi che ci sono, ma anche delle grandi potenzialità e possibilità positive che possono emergere. State con noi, buongiorno Sicilia, tra poco un altro argomento. Ok, grazie. Ma è tutto diretta, si fa tutto così, c'è la parte che si vede e la parte che non si vede. Si deve. E noi facciamo tutte e due. Buongiorno Sicilia, vogliamo tornare sulla tragedia di Chiara, questa giovane ragazza morta sulle strisce mentre attraversava la circonvallazione l'altro giorno, andava all'università. Ne parliamo con Vincenzo Scandura, che è rappresentante del Dipartimento di Ingegneria dei giovani studenti di ingegneria, e con Riccardo Famà, che fa parte dell'associazione Crediamo, cioè un'associazione politica e culturale sul territorio. Ecco, che obiettivi avete dopo la sciagura terribile che è successa?
La sciagura, che la tragedia che è venuta la notte del 7 novembre, ha sicuramente scosso le coscienze sia degli studenti universitari che dei catanesi. La risposta che è avvenuta sia sui social che anche dal mondo universitario stesso ha fatto capire che effettivamente questa tragedia ha veramente superato sotto certi punti di vista un limite, perché è impensabile dover andare all'università e perdere la vita, e purtroppo questo è capitato sempre in quella zona. Abbiamo sentito tante proposte in questi giorni. Io la interrompo, mi scusi, perché volevo ricordare a lei e a voi e ai nostri ascoltatori che qui ci sono stati il sindaco Trentino, che ha detto che sarà fatto entro il 2024 il sovrappasso, quindi non si dovrà più correre il rischio che ha corso purtroppo la povera Chiara, e c'è stato anche il vice sindaco La Greca, che ha detto: noi nella circonvallazione instaureremo il limite di 50 km e quindi metteremo gli autovelox, metteremo i tutor, metteremo le pattuglie, insomma cercheremo di rendere più sicuro il tutto. Però nel frattempo a quanto pare non è cambiato nulla, perché mi ha scritto, ce l'ho qua, mi ha scritto su Instagram questo qua, vero? Sonia La Farina, che dice, leggo qualche riga perché è testuale, ce l'ho qua, dice: per poco non mi investivano, un autobus rallenta in prossimità prima delle strisce pedonali e poi della sua fermata, e un'auto a tutta velocità lo sorpassa incurante delle strisce. Io mi trovavo all'altezza del cancello giallo per immettermi sul marciapiede e la macchina mi è passata a un pelo. Se avessi dovuto attraversare, probabilmente ora non sarei più qui a scrivervi. Sonia La Farina. Questo penso che... Scusi. Prego. Noi come associazione culturale appunto puntiamo molto anche sulla sensibilizzazione. L'amministrazione comunale, noi come associazione possiamo fare tante proposte. Poi se la gente non capisce i pericoli che si corrono sulla strada, quindi l'attenzione che bisogna effettivamente prestare quando si guidano dei mezzi a motore, effettivamente raccoglieremo pochi risultati. Quindi noi come associazione puntiamo molto sulla sensibilizzazione sia dei nostri coetanei e appunto giovani, che potrebbero essere anche spesso più, si pensa che potrebbero essere più spericolati alla guida di mezzi, soprattutto a due ruote, ma anche di gente più grande che magari, presa dalle 1000 cose della giornata, potrebbe correre, avere premura, mettendo in pericolo la vita di tutti noi. È molto importante quello che voi state facendo, è anche importante, e vi ringraziamo il fatto che voi siate qua in televisione a raccontarlo. Prego. Dico, come ha detto giustamente Vincenzo, se la gente purtroppo è poi non curante anche delle regole stradali, poco possiamo fare noi, ma poco può fare chiunque all'interno della società. Abbiamo sentito tante proposte. Io anche vedendo un attimo quelle che sono le strade catanesi, ho letto anche sui social che si parlava del fatto che fosse stata rifatta la strada e quindi dovesse esserci un rialzo del marciapiede, potessero esserci anche dei dossi per decelerare. Non sapevo effettivamente delle proposte del sindaco e del vice sindaco, e siamo certi che da parte dell'amministrazione del comune di Catania ci sarà sicuramente una risposta, come è avvenuta già in questi mesi anche per altre tematiche. Le proposte che sono sentite sono anche tante, sia da personaggi del mondo politico che non, perché come abbiamo detto è stata una tragedia che ha scosso veramente le coscienze delle persone. C'è veramente un'incredulità al pensare che uscendo dall'università uno debba rischiare la vita, e quindi si può fare anche un passaggio pedonale col semaforo illuminato, come è successo già a lungomare di Catania, per poter rendere più sicuro. Come in altri tratti della circonvallazione. Assolutamente. Ce n'è uno un po' più avanti, un po' più su, ce n'è uno dove c'era prima il sovrappasso, quello è un passaggio illuminato, però il problema della circonvallazione è che è una strada a scorrimento veloce, molto veloce, molto in realtà veloce. è come se fosse, e quindi bisognerebbe per quanto possibile eliminare i passaggi pedonali o ridurli al minimo, con supporti diversi, o il sovrappasso oppure altre soluzioni, perché ahimè capita anche a noi,
Qui noi davanti alla nostra sede abbiamo un semaforo Sì, pedonale sì. e molte volte le auto si fermano, ma magari se c'è un furgone che si ferma per farti passare, la macchina dietro, il motorino non ti vede. Sì. E quindi il problema è serio, Michele. Continuo a leggere cosa dice Sonia, dice non è bastato quanto accaduto pochissimi giorni fa alla circonvallazione, è il suo post che mi ha mandato ieri sera, non è bastato che una ragazza sia stata uccisa, e ribadisco uccisa, dice Sonia Raffarina, sulle strisce pedonali, evidentemente no, si corre, si sorpassa a tutta velocità senza capire che se la macchina prima si ferma c'è un motivo. Poi ci si domanda come mai ci sono tutti questi incidenti. Io sono stata fortunata, dice Sonia, Chiara e tanti altri no. Chiara è stata una vittima della strada, ma come lei abbiamo visto già anche altri ragazzi, e anche in passato mi ricordo ci sono stati anche degli eventi proprio fuori dalla cittadella, quindi proprio un problema che proprio di quella strada dovuta, come dicevo, al veloce scorrimento che c'è in tutta la circonvallazione. Perché è un'arteria che collega la città da un punto all'altro, attraversa tutta la città, e allora bisognerebbe trovare delle soluzioni davvero... Noi infatti come associazione presenteremo in Senato accademico una proposta perché, essendo l'Università di Catania effettivamente l'azienda più importante della nostra provincia, della nostra città, conta più di 40.000 teste iscritte, non parliamo della futura classe dirigente. Noi come università, come associazione, vogliamo presentare al rettorato la possibilità di effettuare dei tavoli tecnici che non hanno alcuna valenza, hanno una valenza propositiva, tavoli tecnici tra organi amministrativi dell'Università di Catania e il Consiglio Comunale di Catania, in modo tale che possa esserci sempre una maggiore comunicazione tra le esigenze degli studenti universitari catanesi e l'amministrazione pubblica, perché poi, parliamoci chiaro, possono esserci 1000 problemi nell'ambito universitario, ma se quelli sono di competenza dell'amministrazione, con tutti i buoni propositi che possono esserci, se non si ha una comunicazione efficiente, e sicuramente ci sarà, perché ne siamo più che certi, possa esserci una comunicazione efficiente tra il Consiglio Comunale, questo nuovo Consiglio Comunale che si è insediato, e l'attuale rettorato e tutti gli organi amministrativi dell'università, si possono effettivamente raggiungere ottimi risultati. L'ultima cosa che voglio dire, questa è l'associazione Crediamoci, dico anche per gli altri studenti che fossero in ascolto, si chiama Crediamoci, l'associazione di Riccardo Famà e di Vincenzo Scandura. Che atmosfera c'è all'università? Perché voi avevate proposto nelle primissime ore una manifestazione, un sit-in, che poi per il lutto della famiglia Adorno avete preferito come dire, rinviare, sospendere. Che atmosfera c'è dentro l'università? Allora, sin dall'indomani di questo tragico evento, la cittadella, tutti gli studenti, appunto noi frequentiamo la cittadella, tutti gli studenti, ci sono momenti di sgomento, di sconforto, pensando che ognuno di noi percorre quel tratto di strada molte volte ogni giorno. Al di là della cittadella, proprio al centro di Catania, molti studenti hanno case in affitto, abitano in quelle zone, quindi una strada che effettivamente tutti noi attraversiamo ogni giorno, più volte al giorno, e quindi è facile pensare a come sarebbe potuto succedere ad ognuno di noi. In memoria della povera Chiara, che era una ragazza come noi giovani, sicuramente piena di idee. Voi la conoscevate? No, non la conoscevo personalmente. Piena sicuramente di sogni, che aveva deciso appunto di coronare nelle nostre città l'Università di Catania. Noi non possiamo sicuramente restare indifferenti. Bene, allora i tavoli tecnici che avete lanciato qui questa mattina mi sembrano molto importanti, fateci sapere poi se ci sono dei risultati e se è arrivata a delle proposte concrete, a degli accordi concreti con il Comune. Ribadiamo ciò che hanno detto il sindaco e il vice sindaco, che sarà fatto il sovrappasso entro i primi mesi del 2024 e che saranno istituiti tutti i controlli perché non si superino i 50 km/h lungo tutta la circonvallazione. Grazie per essere stati con noi, condividiamo come dire, il vostro sgomento, la vostra sofferenza. Vincenzo Scandura, che è rappresentante del Dipartimento di Ingegneria, e Riccardo Famà dell'associazione Crediamoci. Adesso ci occupiamo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Parola Marco Amato. Oggi mi sa che le stelle sono stelle regali, o mi sbaglio? Ebbene sì, buongiorno Sicilia. Buongiorno e buon caffè. Cosa nasconde quella tazza? Vediamo, che bella.
Che porcellana, nascondo un trucco perché è una tazza moderna contemporanea, ma è disegnata come un'antica barocca in bianco e poi ha questo touch di colore che la rende molto simpatica e la svecchia così. È una tazza di design che amo moltissimo. Questa Bella, non è bellissima. antica. Allora, che hai preso di mira oggi? Davvero, Sì, io non fingo mai i miei caffè. È vero, ti invidiamo molto, Angelo e io, perché noi qua caffè che ne minga, come si dice a Milano. Vabbè. Senti, chi prendi di mira oggi? Regale oggi, Regale, assolutamente, siamo tra i Royal d'Inghilterra, proprio perché il nostro caro Carlo III è re d'Inghilterra, compie gli anni ed è uno scorpione, segno già di per sé molto profondo, acuto e regale. Ora, re Carlo appunto ha indetto dei festeggiamenti per il suo compleanno, ma la diatriba, la question, sembra tutta versare sul fatto che il principe Harry, il secondogenito, non parteciperà ai festeggiamenti in onore del padre. Non ci va. Ebbene, Carlo, eccoli qua. Appunto, sono uno scorpione e un vergine. Harry è sempre stato un po' irrequieto sicuramente. Le cronache mondane ci raccontano che appunto con la sua bella Meghan è sempre stato un pochettino rivoluzionario a corte e non sempre è andato d'accordo con i familiari. Eppure zodiacalmente le stelle sconfessano un po' questa incompatibilità, perché Scorpione e Vergine sono invece molto ma molto compatibili e quindi l'astrologo prevede una bella sorpresa da parte del figlio, anche perché non so se avete mai fatto caso che il glifo zodiacale della Vergine è una M vulvata, mentre quello dello Scorpione dopo la bilancia è una M caudata. La storia di Core, che poi diventa Proserpina, ci insegnano che la Vergine è entrambi i segni zodiacali, ovvero l'uno diventa l'altro. Beh, se proprio la potessimo riassumere con riassumiamo. un detto tipicamente siciliano, nero e nero non scoloriscono tra loro. Ecco, ho fatto una traduzione un po' italianizzata, ma in realtà padre e figlio sono molto simili tra di loro e sono certo e prevedo che il principino Harry farà una sorpresa al padre. Staremo a vedere. Ecco, ci sarà quindi secondo te? Secondo me sì, o comunque si produrrà in un gesto molto carino che stupirà un po' tutti. Bene. Glielo auguriamo al signor Carlo. Ebbene, oggi luna in Capricorno, la luna molto razionale che con Giove tenta di dare forma e sostanza proprio ai sentimenti. È una luna ambiziosa che fa dei piccoli miracoli, quindi oggi va benissimo sia ai segni di terra che ai segni d'acqua, quindi Toro, Vergine e Capricorno sono molto ben organizzati sia razionalmente che affettivamente. Soprattutto la Vergine si ritrova il sostegno al lavoro di persone a lui affini, a lei affettive, mentre invece acutissimo lo Scorpione, che è un po' più sornione, tende a mantenere le cose molto ordinate ma che vanno proprio secondo le sue direttive. Come i pesci si sentono incredibilmente più forti e paghi anche affettivamente da un punto di vista che finalmente riescono a espletare senza problemi. Cancro un po' più ballerino e sentimentalmente sempre un po' confuso. I Cancro sono così, è il segno della luna. Gli Aria invece, Bilancia, Acquario sono incredibilmente più furbi e creativi e si divertono, un po' meno i Gemelli, che invece tendono di subire un po' l'opposizione di Mercurio, ovviando lavorativamente. E per ultimi i segni di fuoco, che sono i più svantaggiati da queste configurazioni, anche se l'Ariete muore dalla voglia di fare sport, glielo auguriamo perché l'Ariete è un segno di Marte, quindi tra poco escono i pianeti in Scorpione, quindi l'Ariete sarà di nuovo fuochigno e molto attivo. Il Leone ancora un po' insoddisfatto, ma non se la deve prendere col circostante, mentre invece il Sagittario sta recuperando bene la comunicazione, ma deve essere meno istintivo e molto più diplomatico. È metà cavallo, quindi a volte un pochino scalzo. E detto questo, ragazzi, vi auguro un'ottima giornata. Altrettanto a te, buon caffè. Grazie a Marco Amato. Buona giornata. Vogliamo dare ancora un'occhiata a qualche quotidiano? C'è una curiosità che però ci deve fare riflettere.
Si parla di un caldissimo novembre, autunno a 25 gradi, colpa del Mediterraneo. Il riscaldamento del mare alza le temperature in tutto il paese. In Italia l'aumento è di 1,7 gradi, il doppio della media mondiale. Questa è la situazione. I cambiamenti climatici portano ad un autunno praticamente tarda primavera, 25 gradi, siamo davvero... in Sicilia vedo 28. 28 gradi, sì. Ragazzi. Quello che viene segnalato. Mamma mia. Va bene, noi invece facciamo un'occhiatina al passato, andiamo indietro al 16 novembre 1849, quando il grande scrittore russo Dostoevskij fu condannato a morte per attività antigovernative. Poi la pena fu trasformata in lavori forzati, ma la notizia raggiunse lo scrittore soltanto sul patibolo. Pensate un po', quindi un'esperienza che ha segnato tutta la sua vita e che ha influenzato le sue opere letterarie. In questa data ricordiamo anche un altro grande scrittore. 16 novembre del 1922 nasce José Saramago. Quello era Dostoevskij, questo che abbiamo visto un attimo fa. Quello che abbiamo visto, sì. Ed è morto poi, lo stiamo vedendo, nel 2010. Un'icona della cultura portoghese, unico autore del paese ad avere vinto il Nobel per la letteratura. Pochi anni dopo, il 16 novembre 1929, nasce la celebre scuderia fondata da Enzo Ferrari. Nel corso degli anni si è affermata come una delle squadre più note. Questi sono i primi modelli, vedete? Una delle squadre più note e titolate dell'automobilismo mondiale. Siamo nel 1945, 16 novembre, viene fondata l'UNESCO per promuovere lo scambio culturale e scientifico fra le nazioni. Il quartier generale dell'UNESCO è a Parigi e ha l'obiettivo di preservare la cultura e il patrimonio artistico. Quando si dice trovare un tesoro, Michele, il 16 novembre del 1992 viene scoperto il tesoro di Oxne, la più grande raccolta di monete in oro, la stiamo vedendo, e argento, rinvenuta all'interno del territorio dell'impero romano, comprendente circa 15.000 monete. Il 16 novembre del 2000 il presidente americano Clinton diventa il primo presidente in carica degli States che visita il Vietnam, dove avevano preso una solenne batosta gli americani. A 25 anni dalla fine del conflitto, dopo 1,5 milioni di caduti da entrambe le parti, i due paesi tornano a intrattenere relazioni politiche nel 2000. L'anno successivo, il 16 novembre del 2001, esce nelle sale il primo film della serie di Harry Potter. Harry Potter è la pietra filosofale che ottiene un enorme successo, piazzandosi al secondo posto nella classifica degli incassi di tutti i tempi. Il 16 novembre del 1962 nasce a Firenze il compositore, eccolo qua, gli facciamo gli auguri di buon compleanno, Marco Ciappelli, paroliere e compositore che nel corso degli anni ha realizzato numerose hit di successo, ha collaborato con tantissimi artisti, fra cui Alessandra Amoroso, Patti Pravo, Mina, Bianca Azzei, e per Noemi ha composto il brano L'amore si odia. L'amore si odia, pensate, che ha eseguito in coppia con Fiorella Mannoia. Ascoltiamo questa canzone, vi diamo l'appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia. Qualche volta può essere che l'amore si odia, lo dice Marco Ciappelli. A domani.